Secondo te oggi che cosa significa lavorare dopo i 50 anni? Io farei proprio un passaggio, guardando brevemente anche il contesto, perché parliamo di questo. E io credo che forse dobbiamo dirci innanzitutto che parliamo di questo, perché da un lato effettivamente si è allungata la vita, per cui è naturale arrivare a parlare di come può cambiare anche rispetto al mondo del lavoro, ma in realtà è intervenuta, qualche anno fa, è intervenuta una riforma previdenziale talmente impattante sui lavoratori che ha portato i lavoratori a rimanere nel mondo del lavoro per quasi 10 anni addirittura in più rispetto a quello che avevano prospettato. Per cui in particolare la generazione, la nostra generazione, quindi quella dei baby boomers e della generazione X, si è trovata di fatto nel giro di pochissimi giorni a riorientarsi tra una visione del proprio futuro che era orientata a considerare la pensione come un traguardo per poi fare altre cose, dove quindi anche alcune frustrazioni che potevano vivere nel mondo del lavoro venivano sopportate in virtù del fatto che poi ci sarebbe stato questo traguardo, no? Diciamo così. Improvvisamente questo traguardo è sparito. Questo momento in cui poi si poteva fare altro verso un'autorealizzazione è sparito. E quindi le persone quindi over 50, si sono trovate improvvisamente incistate, ingabbiate in una situazione senza via d'uscita. Chiaro che ognuno sempre ha la libertà di fare delle scelte, di uscire da una gabbia, ma sappiamo anche che questo ha dei costi importanti, cioè anche semplicemente il fatto di avere una fonte di sostentamento per sé e per la famiglia garantito comunque dal lavoro. Quindi l'over 50 si è trovato con la riforma a chiedersi come vivere questi anni di permanenza nel mondo del lavoro, no? E da qui tutta una necessità di dare delle risposte e dal parte delle aziende. Le aziende si sono trovate a dover strutturare delle risposte di inclusione e di riutilizzo di persone che si pensava uscissero dal mondo del lavoro. E invece, per cui c'era necessità di tenerle di nuovo inglobate nel mondo del lavoro, nel proprio contesto sociale aziendale, no? Quindi con quali ruoli? Con gli stessi ruoli? Con altri ruoli? Tenendo anche conto che in questa fascia di età anche le capacità produttive cambiano. E perché sappiamo che con l'avanzare dell'età ci possono essere anche dei problemi di efficienza fisica e psichica, no? Ma anche perché c'è un cambiamento di contesto talmente veloce anche a livello tecnologico che non sempre è facile rimanere a passo con i tempi. Per cui da un lato, dicevo, c'è stata una necessità di risposta da parte delle aziende, che quindi hanno dovuto trovare dei modi per affrontare questo cambiamento. Dall'altro lato, e questo forse è l'ambito di interesse maggiore per quanto ci riguarda rispetto a questo nostro dialogo di oggi, dall'altro lato lo stesso lavoratore over 50 si è trovato a dover rispondere a se stesso di come voleva affrontare, no? Questa fascia. Quindi se parliamo di responsabilità come capacità di dare risposte adeguate rispetto ad una situazione che cambia, cioè possiamo proprio parlare di responsabilità aziendale ma anche di responsabilità individuale, Mm. che passa attraverso la consapevolezza, no? Se tu potessi fare una fotografia delle sfide e delle opportunità che ci sono oggi anche emerse con il Covid per le persone over 50, che fotografia faresti? Ecco, tu mi stimoli perché sai che io ho la passione della fotografia e quindi la fotografia delle sfide e delle opportunità. Allora, la sfida è quella di non rimanere congelati.
di non rimanere ingabbiati, cioè la sfida è di vederla, la sfida è quella di avere uno stimolo a una maggiore consapevolezza per cercare di capire se la situazione nuova in cui ci siamo venuti a trovare è appunto una gabbia o se invece è un'opportunità, se è un confine o se invece è la possibilità di superarlo, un confine, la possibilità di andare a guardarsi meglio dentro per capire che cosa davvero vogliamo rispetto a questa nostra ultima fase di vita, che la voglio chiamare professionale, no? Quindi dal farsi veramente delle domande, come voglio impiegare questo tempo, che è un tempo lungo, perché ripeto, sono anni, possono essere anche brutti, anche pesanti se non c'è questa consapevolezza e se non c'è questo stimolo a trasformare la sfida in opportunità, no? E quindi la domanda è: come posso essere utile alla mia azienda? Come posso essere utile a me stesso per autorrealizzarmi? Che opportunità mi può dare questa azienda rispetto a quello che sono io ora? Quindi alle mie capacità, alle mie competenze, alle mie skill e soft skill. Come posso sfruttare questa situazione? Oppure ancora di più, questo contesto in cui io mi trovo mi appartiene, mi assomiglia? Voglio rimanerci o voglio invece guardare oltre? Quindi uno stimolo, una sfida a, a guardarsi più in profondità e a chiedersi se gli obiettivi che sono stati obiettivi di una vita rimangono uguali o se cambiano, se sono cambiati, e in base a questo quindi riorientarsi e prendere delle decisioni consapevoli, certo, non azzardate, non è che si può buttare tutto all'aria, però reinventarsi sì. Quindi l'opportunità e la possibilità di reinventarsi come è la vita, cioè questo c'è sul lavoro come nella vita, no? È un continuo passaggio evolutivo, quindi questo deve essere anche sul lavoro, perché il lavoro è vita. Sì. E reinventarsi dopo i 50 anni a volte può diventare difficile se si pensa che ormai è troppo tardi per cambiare, ormai, quel tanto ormai che nasconde Mm. un po' quello che è anche il pregiudizio nei confronti dell'età. Tu rispetto a questo che riflessione puoi portare? Sì, questo ormai in realtà che è una parola di sabotaggio personale importante, questo ormai va superato perché questo sia rispetto all'argomento che stiamo trattando, ma in generale nella vita, cioè non c'è mai un momento oltre al quale possiamo essere più felici. Se facciamo, non c'è un ormai non posso più fare, perché finché viviamo ci sono delle opportunità, cioè, ci vengono continuamente offerte delle opportunità di trovare delle soluzioni e che quindi di essere felici, di poterci autorealizzare. Cioè in realtà questo ormai io credo che dovremmo sforzarci per toglierlo dal nostro linguaggio, perché è limitante, cioè è un ormai limitante. In realtà c'è sempre un'opportunità. Anche un limite fisico può essere un'opportunità perché ci costringe a vedere cos'altro possiamo fare. Quindi invece che di guardare quello che non possiamo più fare, che non siamo più capaci di fare, che non è più utile fare, di guardare, ma bene, ma allora che cos'altro io posso fare? Che cosa, quali sono, no, le altre mie risorse a cui posso attingere? Come altro posso essere utile? Cioè se pensiamo ad esempio parlavamo prima che le aziende sono chiamate a dare delle risposte, una delle risposte strutturate è quella del mentoring e del reverse mentoring. E se noi pensiamo quanto può essere utile un over 50 opportunamente motivato a rimettersi in gioco rispetto al trasferire il proprio sapere, le proprie conoscenze, ma anche il proprio essere, il proprio saper essere alle generazioni successive,
già questo può far trovare una motivazione nuova e diversa a rimanere nel mondo del lavoro, no? Perché può dare un altro orizzonte, magari può far scoprire di avere delle capacità insospettate rispetto alla capacità di trasferire conoscenza, no? Ecco, quindi l'ormai proverei, cioè stimolerei chi ci ascolta a pensare di metterlo magari un po' da parte, in modo da darsi tutte le possibilità possibili. E sappiamo che nell'ambito del coaching non si danno consigli. A volte può succedere che quando ci si trova in una situazione di impasse si cercano consigli per uscire, mentre il coaching dà un aiuto diverso. Sappiamo, sappiamo entrambe che è attraverso le domande, no, che possono stimolare a trovare la propria consapevolezza. Quindi credo che il coaching possa aiutare in questo momento importante di transizione, proprio stimolando la consapevolezza, che io credo che sempre sia la parola chiave, cioè quando ci si accorge di essere in una determinata situazione, magari non più così stimolante e favorevole, allora si riesce a trovare le risorse per uscire da questo momento di impasse. Il coaching in questo può aiutare tantissimo, perché può aiutare a stimolare le risposte dentro di sé, a vedere nuovi orizzonti, quindi a trovare nuove opportunità, a tramutare, abbiamo detto, gli ostacoli in opportunità, le sfide in opportunità.